Gli imprenditori sono una componente fondamentale di quella filosofia del fare che sottende anche il progetto Olimpiadi 2020. È così che si è espresso Federico Fantini, il direttore generale del Comitato Venezia 2020, oggi a Castelfranco di fronte all'Assemblea degli Industriali di Treviso. Sì, è proprio così. Noi riteniamo che le grandi capacità imprenditoriali che questo territorio ha saputo esprimere e continuano ad esprimere tutt'oggi siano un grande punto di forza nel progetto di candidatura di Venezia olimpica, e riteniamo che il supporto e il sostegno della classe imprenditoriale possano fare la differenza. Noi siamo sicuri che faremo i giochi. Nel momento in cui il nostro progetto verrà valutato secondo le proprie capacità, siamo sicuri che anche grazie alle capacità imprenditoriali che ha saputo esprimere il Nord-Est, quello che promettiamo lo manterremo. Presidente, un progetto che parte da lontano, lei sa di questa cosa da molto tempo. Sì, io sono stato informato e coinvolto in questa iniziativa nell'ottobre del 2008, quando mi hanno parlato di questa cosa e subito ho espresso il mio sostegno, quantomeno morale, per un'iniziativa che può avere una ricaduta davvero molto importante per questo territorio. Cosa possono fare gli industriali di Treviso per le Olimpiadi e viceversa cosa possono fare le Olimpiadi per il territorio e per gli industriali? Beh, gli industriali possono essere degli ambasciatori delle potenzialità di un'area che, come dicevamo, sono molto elevate, per cui possono spendere in giro per il mondo questa candidatura per trovare sostegno. Industriali che operano non solamente per il profitto ma anche secondo fini culturali. Beh, sicuramente l'aggancio è quello dell'impegno degli imprenditori per tutto ciò che è così impegno sociale in sostanza. Quindi credo che anche questo interesse da parte dell'impresa, degli imprenditori del Veneto in prima linea, no? Dimostri che effettivamente c'è molta sensibilità.